gente che per i soldi farebbe veramente di tutto, venderebbe anche l'anima al diavolo. Io ho scritto una poesia su un personaggio biblico a me caro, si chiama Giuda l'Iscariota. Lui per 30 denari si è sputtanato per l'eternità. Si chiama Giuda. Di tutta la Sacra Saga, Giuda l'Iscariota è il mio personaggio preferito. Giuda ha fatto la più grande puttanata della storia dell'uomo. Mangiare la mela, e stiamo parlando di quell'altro cretino, è stata una grande vaccata, ma almeno lì c'erano una donna nuda e un serpente stronzo. Ma Cristo Giuda, 30 denari che manco te li sei potuti godere. Ma il problema è più complesso, più profondo, va discusso. Giuda non aveva scelta, Giuda è stato scelto da qualcuno molto in alto. Se un giorno potrò viaggiare nel tempo, mi farò un viaggio indietro, diciamo 2000 anni indietro, qualcosa di più, qualcosa di meno, e glielo vado a dire. Giuda, gli dico, Giuda, per l'amor di Dio, quando stasera ti invitano a cena, di che non puoi assolutamente. Che ne so, vai a puttane, sparisci, ma non andare a quella cena. E si fottano tutti i paradossi temporali, non me ne frega un cazzo. Io, se c'ho la macchina del tempo, glielo vado a dire. Giuda, grazie, Santa Barbara. Guido Catalano. Spider Coupé GT Alfetta. A 200 c'è sempre una donna che ti aspetta, sdraiata sul cofano del salone. Ti dice prendimi, ma schiaccio libidinoso, coglione. E non più a gas ma cherosene. Il riscaldamento centralizzato più scalda e più conviene. E niente carbone, mai più metano. E pace, prosperità e lunga vita al sultano. E spendi, spandi, spandi, spendi e prendi. E spendi, spandi, spandi, spendi e prendi.